Buonasera e benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Messina si allarga l'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale Papardo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati altre 5 persone. Pannolini al posto dei cuscini all'ospedale San Marco di Catania e scoppia la polemica. Il primario spiega ai nostri microfoni: si trattava di una barella e in nessun pronto soccorso sono previsti cuscini. Capodanno a Catania, i malviventi prendono di mira il furgone Mediaset in città per il concertone di fine anno in diretta nazionale. Il risorio e il bottino, grave il danno all'immagine della città. Natale senza acqua per molte famiglie di Enne Caltanissette. Razionamenti hanno reso impossibile pranzi e cene con parenti e amici. Sempre nel Nisseno, ansia senza fine per le 14 famiglie del centro storico sgomberate dalle loro abitazioni per le lesioni agli edifici. Neanche per Natale sono riuscite a rientrare. Standing ovation a Siracusa per Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara con protagonista Tuccio Musumeci. A gennaio lo spettacolo arriverà a Catania. Calcio Serie B, la vittoria sul Bari non risolve i problemi del Palermo che continua a faticare. I tifosi contestano squadra e società. Salva per il momento la panchina di Dionisi. Ancora ben trovati. In primo piano la sanità siciliana. Andiamo a Messina, dove va avanti l'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale Papardo. Lunedì nuovo sopralluogo degli esperti della procura che ha iscritto nel registro degli indagati altre 5 persone. Il servizio di Francesco Triolo. C'è una svolta nelle indagini sulle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. L'inchiesta si allarga e nel registro degli indagati sono state iscritte altre 5 persone: Mario Paino, Salvatore Munafò, Raineri Giuseppe Trimarchi, Alberto Firenze e Giancarlo Niutta. Si tratta di ex dirigenti della struttura ospedaliera che negli anni scorsi hanno ricoperto varie cariche ai vertici amministrativi del Papardo. Dopo il sequestro e le 2 sale operatorie effettuato dai carabinieri del NAS, risultavano indagati Catena Di Blasi, direttrice generale del Papardo, Paolo Cardia, direttore sanitario, Vincenzo Manzi, direttore amministrativo, Francesco Patanè, primario di cardiochirurgia, Maria Chiara Zucchetti, direttore della rianimazione, Silvio Tommasini, responsabile della terapia intensiva post-operatoria. Un nuovo sopralluogo degli esperti della procura alle sale operatorie è previsto per il 30 dicembre. In quell'occasione verranno effettuati nuovi prelievi e campionamenti. Nella prima fase dell'inchiesta si parlava di acqua contaminata, rubinetti senza filtri e strumenti non sterili nelle sale operatorie di cardiochirurgia. La decisione di sequestrare le sale da parte del GIP su richiesta della procura era arrivata dopo le denunce da parte dei parenti di Dora Biondo, Maria Eugenia Lombardo, Carmela Salpietro, Giuseppe Lo Giudice, Calogera Caruso, Vincenzo Ragusa e Gaetano Bombaci, tutti deceduti dopo interventi di bypass coronarici o di installazioni di valvole cardiache. E adesso il caso dei pannolini al posto dei cuscini all'ospedale San Marco di Catania. Il primario ai nostri microfoni spiega: si trattava di una barella perché in nessun pronto soccorso sono previsti i cuscini. Lorena Dolci. Ci sono alcuni pazienti che per problemi di cervicale o di dolore al collo richiedono un ulteriore spessore da mettere dietro il collo, e quindi per cercare di aiutare, ribadisco, il paziente, i sociosanitari hanno utilizzato quello come sistema provvisorio, ma non sono previsti guanciali sulle barelle di pronto soccorso. Il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania spiega così questa foto fatta circolare su una denuncia del Codacons, in cui si vedono appunto pannolini al posto dei cuscini. Non è che manca il materiale? No, il materiale c'è assolutamente. Tutto il personale oggi è amareggiato per la notizia che getta ombra sull'efficienza di una struttura che solo stamattina accoglieva 45 persone. Un luogo in cui i pazienti dovrebbero sostare poche ore, ma dove spesso, per carenze negli altri reparti, rimangono bloccati per giorni.
Capita, siamo ben attrezzati, ben supportati dall'azienda da questo punto di vista, che ha attivato il servizio mensa anche per il pronto soccorso, quindi sebbene frugale arriva il pasto per tutti gli utenti. Questa è una delle barelle che abbiamo visto in quelle foto. Questa è una delle barelle più sofisticate che abbiamo, che è chiaramente dotata di tutti i comfort, è sollevabile, lavabile, col materasso antidecubito chiaramente lavabile. Però non ha il cuscino. Ovviamente non ha il cuscino. Su richiesta del paziente, che cosa si sarebbe potuto mettere invece del pannolino? In alternativa a quello si possono creare dei supporti, ma sempre in maniera artigianale, perché ripeto non sono attualmente previsti guanciali. Questa è una barella come quella che vediamo nella foto, anche questo signore voleva un supporto e si è messo però in questo caso il suo cappotto. E adesso a Palermo, celebrati questa mattina i funerali di Maria Ruggia, la donna di 76 anni morta all'ospedale Ingrassia dopo essere stata 8 giorni su una barella. La figlia continua a dire: pretendo giustizia. Marco Gullà. Maria adesso sta bene, non soffre più. Sono le parole del pastore in occasione dei funerali in chiesa evangelica di Maria Ruggia, la donna 76enne morta all'ospedale Ingrassia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella e deceduta dopo aver contratto un'infezione. Le lacrime della figlia sono anche lacrime di rabbia. Ho sbagliato a portare mia madre in quell'ospedale, ha più volte detto. Spero che tutti i sacrifici che noi faremo impegnandoci a diffondere questa triste e brutta notizia possano fare giustizia, e lo dico anche in questo momento di dolore. Di quello che noi vogliamo, giustizia anche per la gente che ancora è qui. La procura di Palermo sull'episodio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'ASP, inviando gli ispettori all'Ingrassia, vuole condurre un'indagine interna. Il Cimo Sicilia invece sottolinea: in barella per diversi giorni non è un caso isolato, ma la regola, e la colpa non può e non deve ricadere sui medici. Intanto, alla domanda se qualcuno ha formulato delle scuse alla famiglia della vittima, questa è la risposta della figlia. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma spero che comunque si scuseranno con Dio, non con me. È stato impiantato un pacemaker ad una neonata di appena 1,4 kg dai medici del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina all'ospedale San Vincenzo. Secondo i sanitari è la più piccola paziente al mondo. La bambina di Agrigento è nata prematura con un grave difetto al cuore. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Catania. Malviventi prendono di mira il furgone Mediaset in città per il concertone di Capodanno. Un bottino irrisorio, ma sicuramente resta un grave danno all'immagine della città, ostaggio dell'illegalità. Tonino De Mana. Era parcheggiato da poche ore in via Cristoforo Colombo, nella zona del porto. Giusto il tempo di prenderlo di mira e smontarlo. A Catania ogni momento è buono per effettuare improvvise scorribande che magari fruttano pochi euro. Ad essere preso di mira questa volta è stato uno dei furgoni in uso a Mediaset in città per la diretta televisiva del concertone di Capodanno. I soliti incivili sono entrati in azione nelle prime ore del giorno, scassinando prima e rubando poi una delle sponde del mezzo pesante. Ad uno dei dipendenti non è rimasto altro che informare le forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Diciamo subito che non si tratta di un colpo a sensazione. La montata del furto si aggira intorno ai 1.000 euro, ma di sicuro è un enorme danno all'immagine di Catania. L'ennesima occasione persa, l'ennesima occasione per mostrare il suo lato peggiore e confermarsi ostaggio dell'illegalità. Gente senza scrupoli, capaci di arraffare ciò che capita in qualsiasi posto e a qualsiasi ora. Non sappiamo se il furto al furgone Mediaset fosse mirato o se la banda avesse in mente un bottino decisamente più consistente. Intanto, sportelli e fanali continuano ad essere depredati dalle auto in sosta, spesso prese a noleggio dai turisti che di Catania non conserveranno certo un bel ricordo. I carabinieri a Catania hanno arrestato 2 persone che avevano trasformato un'intera palazzina di 2 piani del quartiere San Cristoforo in una piazza di spaccio con una telecamera, con una stanza con stupefacenti per la clientela. Il tutto protetto da 11 telecamere. I militari sono riusciti ad entrare fingendosi acquirenti. Dopo aver varcato 3 porte di ferro hanno trovato una stanza con un grande tavolo in legno con diverse dosi di cocaina, crack e marijuana.
Adesso torniamo a parlare della crisi idrica. Natale amaro per molte famiglie di Enna e Caltanissetta. Il razionamento dell'acqua che continua ad arrivare a turni di 4-5 giorni ha reso impossibile infatti anche invitare amici e parenti. Il servizio di Rita Cinardi. Avevano chiesto acqua per tutti, almeno a Natale, e invece i cittadini di Enna e Caltanissetta, anche per il giorno più bello dell'anno, hanno dovuto rinunciare al bene più prezioso. L'acqua infatti è arrivata soltanto nelle zone previste da calendario, al quale neanche per le festività è stata apportata alcuna modifica per effettuare una distribuzione a tappeto. Così era stato chiesto tramite posta certificata dal Comitato Senza Acqua Enna, ma dal gestore idrico nessuna risposta. E dire che la pioggia e la neve, che in questi giorni stanno scendendo copiosi su diverse zone dell'isola, garantendo un maggiore apporto di acqua agli invasi, avevano fatto ben sperare. Eppure molte famiglie hanno anche dovuto rinunciare ad invitare amici e parenti. Siamo stati soli perché ovviamente usiamo i piatti di plastica, ma non possiamo usare le pentole di plastica, le padelle di plastica, quindi questo è quello che ci hanno costretto a passare un Natale da soli. Non c'è acqua, dobbiamo centellinare l'uso dell'acqua anche per andare in bagno. Dunque nessun regalo per i cittadini che pazientemente continuano comunque a pagare le bollette e non sembrano neanche esserci presupposti per passare un capodanno migliore rispetto al Natale appena trascorso. Il 31 è l'uno nel quale saremo costretti ancora una volta a rinunciare al nostro cenone in famiglia o a ridimensionarlo perché non vi è certezza nell'erogazione dell'acqua. E se ad Enna i turni al momento sono di 4 giorni, a Caltanissetta e San Cataldo va anche peggio. L'acqua viene distribuita ogni 5 giorni e in alcune contrade servite dal consorzio di bonifica si arriva anche a 2 settimane, con cittadini ancora costretti a ricorrere al servizio di autobotti private. Sciame sismico a Montevago, nella Valle del Belice. Fortunatamente nessun danno, ma naturalmente riaffiorata alla memoria quella terribile immagine del terremoto del 1968. Vediamo. 11 scosse in poche ore, tutte al di sotto di magnitudo 3. Per fortuna niente danni, ma a Montevago, paese della Valle del Belice, in provincia di Agrigento, lo sciame sismico smuove il ricordo tremendo di quella notte di gennaio di 56 anni fa. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per porre in essere, così ha scritto, ogni azione utile a fronteggiare l'eventuale emergenza e ha attivato il centro operativo comunale. Per intanto mettere in rete le figure che in questi casi devono essere operative subito e devono essere allertate. Quello che è accaduto in questi 2 giorni un po' preoccupa per il semplice fatto che lo sciame è stato composto ed è composto da più scosse quasi in continuazione e perché è molto vicino al paese, anche se stiamo tenendo tutto sotto controllo. Sindaco, quando sentiamo la parola terremoto accostata a Valle del Belice, il ricordo, come dicevamo, torna subito a quel maledetto sisma di magnitudo 6.4 che nel 1968 distrusse diversi centri abitati, tra cui la stessa Montevago, provocando centinaia di morti e migliaia di sfollati. Come vivete voi questo momento? Con la preoccupazione di quello che è stato, anche perché molti di noi ne hanno memoria, anche se erano molto piccoli, il fatto che siamo in un periodo a ridosso di quell'evento. Ricordo a tutti che parliamo del 15 gennaio. C'è però una differenza. Rispetto al 1968 il paese oggi è più sicuro. Le case sono state ricostruite, sono tutte antisismiche. Abbiamo fatto un controllo, una verifica dei luoghi, ma non è accaduto assolutamente nulla. Questo sicuramente oggi ci fa stare un po' più tranquilli. Torniamo a parlare dei lavoratori ex Almaviva, ancora una volta in piazza per le strade per chiedere appunto i loro diritti e non perdere il lavoro. Manlio Viola. Erano le voci che rispondevano al telefono, ai call center vaccinali e per le informazioni Covid quando i cittadini preoccupati chiamavano per avere appuntamenti e informazioni. Prelevati dai call center Almaviva e usati in servizi di pubblica utilità dal Ministero, ora sono diventati figli di nessuno e da gennaio senza neanche cassa integrazione. Almaviva se ne lava le mani e neanche al Ministero si vedono soluzioni. È la situazione che vivono 494 addetti ai call center per i quali il 31 dicembre scade l'ultima cassa integrazione e all'orizzonte non c'è alcuna proroga né alcun lavoro. Sono disperati e sono scesi in piazza nel pomeriggio a Palermo dopo un incontro infruttuoso questa mattina al Ministero. Siamo qui proprio per capire
quali sono le speranze a cui aggrapparsi e cosa di concreto può ancora nascere in questi 4 giorni, perché appunto allo stato attuale, a parte la Naspi, non c'è nessun progetto, il nulla. Chiediamo alla politica locale, ma anche al governo centrale, di fare immediatamente qualcosa per noi, perché siamo arrivati con l'acqua alla gola. Dalla regione si sta lavorando per ricollocare una quota fra 100 e 150 di loro in altre aziende partner che hanno attualmente in corso contratti regionali, ma ai lavoratori non basta, non solo perché è una collocazione provvisoria, ma anche perché oltre 2/3 di loro dal 1 gennaio potrà contare soltanto sulla disoccupazione, la Naspi. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro per giorno 30 al Ministero, questo perché sicuramente fino alla fine cerchiamo di trovare delle soluzioni. Per noi è importante anche ricollocare 1, 200 o tutte le persone, è sicuramente importante. Soluzioni all'orizzonte non se ne vedono, ma fino all'ultimo questi lavoratori richiameranno il Ministero alle sue responsabilità, sperando di ottenere qualcosa. A Caltanissetta continua l'incubo per 14 famiglie del centro storico che 20 giorni fa sono state sgomberate dalle loro abitazioni per improvvise lesioni sugli edifici. Vediamo. Da 17 giorni sono fuori dalle loro abitazioni, hanno trascorso il Natale fuori casa e la stessa cosa avverrà anche per il Capodanno. È un incubo senza fine quello che stanno vivendo 12 famiglie di Via Redentore, una delle strade principali del centro storico di Caltanissetta, che erano state costrette ad abbandonare le loro abitazioni in seguito ad improvvise lesioni all'interno dell'edificio. Crepe sui muri, cadute di calcinacci improvvise e l'impossibilità di riaprire le porte avevano fatto scattare l'allarme. Poi l'intervento dei vigili del fuoco e da lì l'ordinanza di sgombero. Ancora oggi le famiglie sfollate abitano da amici, parenti o B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale e tra loro anche anziani e disabili. Io sono gravemente malata e per cui ne creo ancora di più un disagio al mio corpo, alla mia disabilità e tutto. Non sappiamo ancora se rientriamo, se usciamo ancora. Dai 7 giorni che ci avevano detto a tuttora oggi abbiamo tutto un mondo interrogativo. Non va meglio ad altre 2 famiglie di Vicolo Scilla, strada immediatamente dietro, che aveva presentato gli stessi problemi. E soprattutto in questa montagnezza dove ai tempi abbiamo anche denunciato che questa montagnezza butta acqua da quella parte lì ed è molto pericolante. E non hanno fatto mai niente. Questa mattina intanto sono stati fatti rilievi sui festurimetri che erano stati posti all'interno degli edifici proprio per verificare la presenza di ulteriori movimenti. Non ci sono dei particolari movimenti in atto, anzi i festurimetri misurano nessun movimento e questo è chiaramente qualcosa di positivo. Torniamo a parlare del concertone di Capodanno a Catania perché è stato varato un piano speciale di sicurezza. In Piazza Duomo potranno accedere 7.600 persone, mobilitate le forze dell'ordine e naturalmente i soccorritori. Inoltre la metropolitana resterà aperta fino alle 3 del mattino. Ingressi contingentati, 7.600 persone, varchi presidiati da forze dell'ordine e steward, un piano di sicurezza ed uno di trasporti, delle grandi occasioni. Catania si prepara al concertone di Capodanno, un evento in diretta televisiva che richiede uomini e mezzi con il coordinamento del prefetto Librizzi e del questore Bellassai. 2 maxi schermo saranno sistemati in piazza Università, da dove sarà possibile accedere dai varchi presidiati di via Etnea e via Euplio Reina. L'amministrazione comunale d'intesa con AMTS ed FCE ha varato un piano di aree di sosta nei pressi del centro storico che sarà collegato con BRT e metro. Ultima corsa bus AMTS ore 2:30 e su specifica richiesta del sindaco Trantino la metropolitana rimarrà aperta fino alle 3 del mattino. I pullman organizzati potranno sostare all'interno dell'area portuale. Il comune di Catania, che attiverà il COC per il miglior coordinamento degli eventuali interventi in emergenza, adotterà specifiche ordinanze che prevedono il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e comunque l'utilizzo di bicchieri e contenitori in vetro. Il piano sanitario ha previsto un'unità mobile operativa in piazza Università, ambulanze con personale medico ed infermieristico e diverse squadre di soccorritori appiedati. Ancora una standing ovation per Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara con protagonista il grande Tuccio Musumeci. In scena al Teatro Massimo di Siracusa, a gennaio lo spettacolo arriverà anche a Catania. Francesca Loi. Stare all'età mia va bene,
accovacciato su chi per storte e tutte cose, è una tragedia. Il grande Tuccio Musumeci ci scherza su. Tra lui e Pipino il Breve c'è una sorta di amore e odio. Si dice stanco ma allo stesso tempo entusiasta per il grande successo. Ha girato il mondo e le standing ovation non sono mai mancate. Siamo stati 2 volte a Broadway in America, Australia, Argentina, Brasile, Canada. Pipino il Breve va visto almeno una volta nella vita. La storia del re di Francia anziano che trova l'amore nella figlia dei sovrani di Ungheria, Berta. Ma durante il viaggio la ragazza incontra la subdola falista che le somiglia e ne approfitta per scambiarsi a lei. Ti prego, si può, portami cupia. È una proposta che mi alletta, sai. Berta, risparmiata alla morte, sarà costretta a sparire e soltanto 7 anni dopo Pipino scoprirà l'inganno grazie ai disegni su una tela tessuta proprio dalla donna. Berta, evviva, il sale salva! Tanti applausi al Teatro Massimo di Siracusa e certamente sarà lo stesso anche al Brancati di Catania, dal 4 al 6 gennaio. La grinta di Tuccio, a 90 anni, non passa inosservata. Qual è il segreto? Non lo so neanche io. Se mi chiedete, dice, qual è il segreto? Difatti io ho l'inverno a casa, dove mia moglie, i miei figli, dice, ma ancora Pipino, non ne posso più veramente. È presentata nella sala consiliare del comune di Sant'Alfio, in provincia di Catania, ai piedi dell'Etna, la ristampa del volume Sant'Alfio, un castagno, una regina. Nel volume è narrata la storia millenaria del castagno, avvolta tra leggende e aneddoti, che ha ispirato l'opera di tantissimi artisti mondiali, da scrittori a pittori a fotografi. Il volume si prefigge di essere uno strumento di identità culturale della città di Sant'Alfio, ma anche della nostra isola, ed anche un manuale per conoscere la storia del leggendario castagno, che secondo recenti indagini ha 2200 anni di vita. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio e con il Palermo che finalmente torna a vincere. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, la Serie B, il Palermo batte il Bari e salva la panchina di Dionisi, ma il successo non soddisfa però i tifosi rosanero che fischiano e contestano squadra e società. Marco Gulla. Il Palermo vince ma non convince. 1-0 al Bari al Barbera nel turno di Santo Stefano grazie a questo gol di Leduaron segnato al 41esimo del primo tempo. Seppur la classifica adesso abbia un riflesso diverso, con il Palermo che ha agganciato proprio il Bari, i tifosi restano amareggiati e delusi. Una vittoria conquistata con sacrificio e sofferenza. Il Bari ha anche sfiorato il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta la difesa rosanero ha retto grazie anche ad alcuni interventi di Deplanche. Poi a fine partita i fischi del pubblico e Dionisi che non parla in sala stampa. Interviene il DS De Santis che specifica che è una scelta precisa quella di fare scendere in campo la società per fare un bilancio dopo il girone d'andata. È un segnale che non era importante solo oggi, ma che è importante anche per il futuro. La continuità di risultati deve essere il nostro obiettivo principale insieme alle prestazioni, perché finisce il girone d'andata, finisce con un bottino di punti che non ci può rendere soddisfatti, ma finisce un girone d'andata con la prospettiva che tra 3 giorni, iniziando quello di ritorno, si possa ottenere di più e si possa riposizionare il Palermo nelle posizioni più alte di classifica che merita. Il Palermo tornerà in campo domenica per sfidare il Cittadella fuori casa per il primo turno del girone di ritorno. Tutte ferme invece oggi le siciliane di Serie C, il Catania riprenderà lunedì, il Messina invece domani. Il mercato è incombe soprattutto per il Trapani. Francesco Triolo. Una pausa necessaria per tutte e 3 le siciliane di Serie C per ricaricare le batterie, ma soprattutto per fare il punto, una sorta di mini bilancio della prima parte del campionato, anche per capire come e dove intervenire durante la prossima fase di calciomercato. La sosta natalizia servirà essenzialmente a questo. Il Catania ha staccato la spina dopo la vittoria contro il Sorrento, solo pochi giorni di pausa perché il 5 gennaio si torna in campo, così la squadra di Mimmo Toscano riprenderà la preparazione lunedì prossimo
per concentrarsi sul big match contro il Benevento, una partita che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e gratis proprio domenica 5 gennaio alle 15 dallo Stadio Vigorito, una maxi versione di diretta stadio con 4 ore di trasmissione. A Messina la ripresa del lavoro invece dopo la sosta natalizia è fissata per domani. Modica dovrà verificare le condizioni dell'attaccante Luca Petrungaro che nell'ultima trasferta di Potenza ha accusato un problema di carattere muscolare, ma a preoccupare soprattutto la questione societaria sulla quale vige il massimo silenzio. Quel che trapela è la possibile rivoluzione dirigenziale, ad esempio l'arrivo di un nuovo direttore sportivo essenziale per la fase di mercato, ma niente più. A Trapani invece i cambi sono stati fatti prima del Natale con gli arrivi del DS Pavone e di Ezzolino Capuano in panchina. Adesso ci si concentra sui movimenti in entrata ed uscita. Potrebbe tornare a breve a vestire la maglia granata Marco Toscano, centrocampista trapanese classe 97, attualmente in forza all'Avellino, mentre il bomber Facundo Lescano sarebbe finito nel mirino dello Spezia, una delle battistrada della Serie B, e in corsa per la promozione in Serie A. Non ci sono altri servizi, questa edizione del TG Sicilia termina qui. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.